Sotto accusa 5 anni di mancato intervento contro l'inquinamento atmosferico. A giorni comincerà il processo all'ex assessore regionale all'ambiente Giancarlo Conta e i radicali presentano la class action che vede in prima fila come parti civili comuni e province della nostra regione. Processo per smog in tribunale a Venezia contro un amministratore regionale. Un'azione popolare attivata da 5 cittadini aderenti all'associazione Veneto Radicale per mandare a giudizio l'ex assessore regionale all'ambiente Giancarlo Conta, indagato per non aver impedito il superamento dei limiti annuali di legge delle polveri sottili, il PM10, fra il 2005 e il 2010. Ed è la prima volta che succede nel Veneto. Noi radicali abbiamo promosso l'azione popolare. Si tratta di una facoltà che è riconosciuta ai cittadini dall'ordinamento e che consente di esercitare quelle azioni, quei ricorsi legali che comuni e province potrebbero fare ma in realtà non hanno fatto. Cosa avrebbe dovuto e potuto fare l'assessore regionale? Beh, quando ci sono dei dati che costantemente vanno sopra, al di sopra dei livelli stabiliti, che sono nocivi per la salute, si tratta innanzitutto di intervenire in maniera progressiva e con quelli che sono i metodi previsti dalla legge e soprattutto avvertire la cittadinanza in modo che si possa aprire un dibattito d'opinione pubblica per risolvere il problema.